momento anche te sinare, sbaro. Ma puttane, vabbè, gatto, capito? Puoi che picchiarmi tutta la notte, ma non ti dico chi c'era in quel posto con me. Puoi riempirmi di botte tutta la notte, ma non ti dico chi c'era quell'ora con me. Esco dal club e il mio stato mentale è confuso. Già ma Sai come si fa? Che è successo? E me voleva incastrare sto valpone. Allora, Ciao, Beo. abbiamo certificato che lei era puttana, dottore. Olla, posso andare a casa adesso o no? No, c'è nostra fan, è sopravvissuta all'orgia selvaggia. Le chiediamo di ascoltare quello che ha da dire. Magari può aiutarci. Capisce? No, sto cazzo butta parlare a tutto qua. Grazie, dottore. Sei l'unica che ci può aiutare in questa Va situazione. bene. Avanti con precisione. Amanza, risponda con calma. Puoi raccontarmi tutto quello che ricordi? Mi sono svegliata, in bocca avevo un cazzo metallico, una roba via in testa insomma. E dopo venuto fuori e ho tutti di gara come non so cosa, come un same. E io toccava proprio cavarmi via ste robe, non riuscivo più a fare niente, una roba assurda. Dopo sono venuto fuori un pupazzo su una division massa e così. Ciao Amanza, sono il babbo del male. Voglio mettere qualcosa dentro, il mio pisello, se non ti orecchi con abbastanza cura e delicatezza, le palle meccaniche esploderanno e te cavare a bocca appena te sborra artificiale. Adesso te mostro che fine che te faresti, cioè che te faresti, scusa. Se non ti vuoi ciucciare, che sei una chiave per annullare il dispositivo, ci trovi nel truzzo che hai nella tua cella. Comunque ti puoi notare, Amanza, io non dico cazzate, quindi o ti ciucci o ti squarti quel trusso. Tira che... Porca troia, ehi là, miseria là, adesso si fa proprio perché ma che cazzo fa sta ti dico, morte di assassino, guarda spantasala, guarda troia impestata, Dio. Ho squartato il canale. Che già era un succiaro in parte. L'uomo era fatto di seghe, per quello quel goldone non riusciva neanche a muoversi. Vuoi dire che era pianta sborare? Ariola, Così fatto dopo.
Benvenuti a Uomini e Donne. Allora, facciamo entrare Claudiano. Claudiano, per te c'è Katiana. Beh, ammazza. Adesso però tu, cani. Distenditi che adesso ti metto il vero cannone e ti infilo fino alla morte. Ti darò questo onore, cazzo di troia. Quel pupazzo aveva un cazzo enorme. Sborami. Lei è una figa suondata, ragazzi. Ciao, sfruttatiegami. Credi sì per questo che ti abbia scelto? Ciao, penso proprio che sì, sei una roba assurda io. Mi vengo al cazzo come il mare. Un mare assurdo io. Com'è stato farlo? Le è piaciuto? Sborami ha messo un cannone su Palmuna io. Roba assurda. Un mare, un sueso, una roba allucinante, madonna. Che sboro, sta qua la gana figa, paga un pozzo. Siete sicuro che sia sta io? Sì. Chi bomba? Mi faccio essere sicuro che ti dici boiare, eh? Male di statite ma pure porca puttana. Voglio de fare sbolo, ti tiro una steccata a seccola, che tu capio? No, ti sa tutto, mi lo so un cazzo. Mica un stronzo che limona che mudante, ti no. Te si la placido tranquillo, mi vedi so qua nervoso come la merda. Ti vedi questo? Ti ho ficco tutto dentro il culo e ficchiamo te siga e te mi dici vengo, Dio. Sì, dov'è? So senza barba. Ridammi a me barba, merda. Sigarotti io. Vi lo metto in culo. Ti sei un sigaro di merda, ciappate questo, in muetto mare. Tanto non mi vedi? Eravi in culo. Oh sigate, mi senti? Snobby botte man. Morto del figa, beccate questo. Ti spacco che a te, cam. E tu ci devi far cagare, non mi compro manco morto. Fatti manco il fisso. Udo che fermo con un pornasso, non lo so. Sì, sai quel che vuoi? E più ne capisce caire perché santa madonna. Che curani strossata, se mi scorreggo che spusa che faccio. Ma tasi, te che anche a te che sono siga. Sì, ma bisogna cercare che non se lo beva mettere che in culo. Ora che abbiamo capito chi è stato a imprigionare il dottor Gordon e il signor Beppi, riusciranno i nostri amici ad evadere da questo cesso? Tutto questo nella prossima puntata. Ma che ne so, fine quarta puntata.